Questo servizio è offerto da Trattoria Pizzeria L'Olimpo. Cuciniamo solo pesce locale. Alla Maddalena, in via Principe Amedeo, telefono 0789 73 7795. Quinta giornata del campionato di calcio a 5 al Palazsport di La Maddalena, la quotata Futsal Città di Nuoro contro i maddalenini del presidente Angelo Serra. È una squadra particolare, noi abbiamo in tribuna una intera compagine giocatori che non sono di Nuoro. Vediamo un po' da dove vengono, è una bella storia questa da raccontare. Noi quattro siamo argentini. Lui è brasiliano e ancora aspettiamo per giocare, lui perché è minorino e noi perché no, ancora non c'è la cittadinanza. Benissimo, allora la Futsal Città di Nuoro ha dei progetti ambiziosi, insomma voi siete qui in Sardegna per giocare. Solo per giocare, abbiamo arrivato qua alla Sardegna solo per giocare, ma è un lavoro, è un progetto nuovo che abbiamo iniziato la C2 per imparare come abitare alla Sardegna, come abitare qua in Italia e per poter giocare con un mister anche un mister argentino. Che lingua parlate quando siete in campo e vi allenate? È difficile perché nel campo allenando il mister parla un po' di italiano, un po' di spagnolo, quasi nulla di brasiliani, ma noi abitiamo tutti insieme e parliamo un italo-spagnolo brasileiro, un po' algo complicato, algo difficile. Vi conoscevate prima di questa esperienza qua in Sardegna? No, questo è il nostro primo anno di tutti, dello 5 qua in Italia, come giocatore. Ma al primo tempo è difficile perché sta lontano dalla parentela, non è facile, ma dopo con il tempo va meglio. Isolana Edilizia, la tua ditta di fiducia. The Professional, i professionisti dell'abbigliamento da lavoro. Senti, questo campionato per voi è un campionato che vi vede protagonisti. I primi 2 gol li avete presi alla Maddalena, sinora la vostra difesa era imbattuta. Lo so, questi sono i primi 2 gol che non hanno fatto un'altra squadra, ma vabbè, non possiamo essere tutta la partita senza gol. Per imparare deve sbagliare, così si impara. Si parla di nostalgia, ma voi avete nostalgia della vostra terra? Come? No. Avete nostalgia della vostra terra così lontani? Io credo che perché è il nostro primo anno, ma dopo quando si ha più anni qua in Italia e andando all'Argentina, ritornando, andando, tornando, è più facile. Che cosa vi ha spinto ad accettare la proposta del Nuoro di venire a giocare in Sardegna? Perché noi l'abbiamo parlato tutti insieme e era una proposta bella di iniziare una C2 para così con un progetto di 3 anni arrivare alla A2B e poi giocare insieme su una squadra forte. Adesso nella C2 siamo forti perché noi in Argentina giochiamo molta volta insieme, già non conosciamo entre noi, non conosciamo i brasiliani, ma poco a poco. Ma Sardegna non hanno detto che dobbiamo giocare in una squadra d'Italia, ma no dove. Dopo hanno detto Sardegna. Io su internet ho trovato molta immagine, molta cosa bella del mare. Questo ho detto andiamo, non c'è problema. Scommetto che avete imparato anche a parlare un po' il dialetto dell'interno della Sardegna, qualche battuta, qualche parola? Aio, sono qualcuna parola, però sono la più piccola, la più lunga non la sappiamo ancora. Solo so che la parola fine con U.
alguna parola. O ne facciamo dire una a ognuno di voi? No, non capisce bene il sardo, non capisce. Meno. So, vai, oh, dai, vai. Vai, e ya. Bu. Bu, aio, come era aio? Molto bella questa squadra, veramente vi faccio i complimenti. La MaddalenTV.it è una web TV, quindi voi adesso vi chiedo di lanciare un messaggio e un saluto anche ai vostri connazionali che vi guarderanno. Bueno, le mandamos tutti, le mandamos un saludo a tutta la Sardegna y aspettamos que cuando giocamos no arriben a guardar la partida, così guarda come si gioca in Argentina. Anche a Brasile. Anche in Brasile. Anche a Brasile, non puoi... Un bravo. Lui è un bravo, c'è 16 anni, è il più piccolo della squadra, ma è bravissimo. Salutare minha mamma che sta a Brasile, mi vedendo, mio padre, miei due fratelli, un po' di nostalgia da famiglia. Un saludo para Argentina, para mis viejos, para mis hermanas y para todos los chicos del club, que gracias a ellos pude estar acá. Un saludo también para mi familia, que es difícil estar lejos, pero es lo que nos gusta. Y bueno, un saludo para todos los chicos también. Gracias a todos. Un saludo para mi familia y saludo para toda Argentina. Saludo a mi familia argentina y bueno, esperemos que salga la ciudadanía rápido para poder jugar. Grazie ai nostri amici che ci hanno permesso di raccontare ai margini della partita di calcio a 5 Nuoro-La Maddalena una storia veramente bella. Tanti auguri, complimenti e grazie per quanto voi apprezzate la Sardegna e speriamo che la Sardegna possa darvi veramente tanto. Grazie. Grazie. Grazie a voi. Ciao.